ascoltato davvero con grande partecipazione e piacere l'esibizione del coro polifonico Bacchi Sulis di Arezzo, mentre la processione religiosa ha ripreso a camminare e quindi dovremo essere addirittura d'arrivo un po' per tutta la manifestazione. Abbiamo visto in precedenza l'Alternosa, l'avvocato Savio molto più sicuro adesso anche a rivolgersi con più spigliatezza alla gente che lo applaude e lo saluta. Linea adesso alla pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Diretta con la via Roma, ecco ancora il saluto del rappresentante dell'amministrazione comunale alla gente, mentre la panoramica offerta dalla regia ci mostra, eccolo il Cocchio che ha fatto adesso il suo ingresso nel largo Carlo Felice. A questo punto probabilmente non più di una decina di minuti, forse qualcosa di più, forse qualcosa di meno, scusate. La colonna sonora invece è quella del canti davvero molto suggestivi del coro polifonico Bacchi Sulis di Arezzo. In precedenza si era esibito invece il coro polifonico turritano di Porto Torres. Una iniziativa, direi a questo punto, Ottavio, sicuramente da una innovazione da salutare con favore. Sì, con favore, anche se io avrei tenuto un volume leggermente più basso, cioè doveva essere un accompagnamento, meno concerto e più accompagnamento. Ecco Serramadura. Ecco Serramadura, finalmente. Questo significa, vedi come hanno accelerato un po' le operazioni, perché evidentemente proprio fra meno di 10 minuti, forse fra 5 minuti dovremo cominciare a vedere spuntare in via Roma il Cocchio di Sant'Efisio, per cui adesso dovranno accelerare un po' i tempi per Serramadura. Dicevo, molto bella questa iniziativa, va benissimo, un volume un po' più discreto non sarebbe stato male. E anche una presenza un po' più defilata. Esatto, esatto. Invece si sta trasformando troppo in concerto, ma questo eventualmente gli organizzatori, che sono molto attenti e sensibili a queste forme, prenderanno atto. Credo che già dalla prossima edizione si possa ritoccare un pochino. Credo che stiano praticando una ramatura anche nell'arco. Sì, ho visto una armatura parziale, chiamava così anche nel largo, mentre l'Alternosa ha sfilato proprio adesso qui davanti alla nostra postazione. Eccoci qua. Finalmente più sereno, il suo compito, anche se poi il suo compito prosegue per tutti e 4 i giorni, perché accompagna il santo ovviamente nel suo pellegrinaggio verso il luogo del martirio, verso Nora. Sono onori ed oneri. Assolutamente, anche perché ci sono tutta una serie di fatti collaterali che accompagnano. Parlavo con un Alternos di molti anni addietro e che mi parla anche di una maratona gastronomica, chiamiamola così, perché poi ogni paese ci tiene a fare bella figura, e i pranzi che vengono offerti in misura sempre notevole da parte delle varie amministrazioni e delle associazioni che poi ospitano il santo, per cui si fa un po' a gara, e quindi l'Alternoso, come gli altri, si deve concedere poi al termine del pellegrinaggio in ritorno un po' di riposo, non soltanto fisico ma di altro tipo. Molto bella questa immagine dell'armatura che si va componendo qui in una via Roma che sta assumendo i colori proprio della festa, perché ormai è imminente il passaggio del santo e verrà dichiarata chiusa la 346esima edizione della festa, almeno per quel che riguarda la prima parte, e poi il Cocchio con tutto il corteo arriverà a Nora, le sue varie tappe. Ci saranno poi le piccole feste ma importantissime di San Rocco di Pula, di Nora. Ecco, queste sono che Monsignor Ledda chiede a gran voce da qualche anno a questa parte una maggiore attenzione da parte appunto delle televisioni, dell'opinione pubblica, in tutte queste fasi dello sviluppo della processione che toccano i centri e portano fino al luogo del martirio di Efisio. E quindi
questa attenzione, devo dire, fino a questo momento non c'è stata. Credo non ci sia neanche quest'anno, perché non è stato allestito nessun collegamento particolare per questi 4 giorni. Ci sarà naturalmente per il rientro, ma sempre qui in città, per cui bisognerà insomma prendere con maggiore attenzione le parole di Don Mario Ledda per quanto riguarda questi aspetti, perché sono quelli un po' più autentici, non solo legati ai cagliaritani, ma legati proprio a tutto quel territorio dove naturalmente viene attraversato dal percorso del santo che lo porta fino al suo martirio, e che naturalmente c'è una particolare devozione. In quel caso sono tutta una serie di celebrazioni liturgiche che sono importanti da rendere note alla gran parte della comunità, che magari neanche conosce questi aspetti più religiosi della festa. Noi lo seguiremo con dei servizi particolari, ma penso che questo possa essere un suggerimento per l'edizione del 2003, magari seguire davvero in diretta, sì, magari anche con delle dirette notturne, perché poi ci sono degli arrivi particolari in notturna, ad esempio immagino quello di San Rocco, no? Con sì, la luce delle fiaccole, con qualcosa di molto suggestivo, di davvero molto bello. Sono delle feste meno conosciute, ma dalla gente di quei centri dove il corteo fa tappa, sentitissime, anzi sicuramente più della festa cagliaritana. E poi dentro c'è tu, che vengano seguiti, perché tutti devono essere insomma resi partecipi di questa opportunità, di questo momento di preghiera e di fede. Insomma, quindi possiamo dire che per quanto riguarda tutto questo primo aspetto dunque organizzativo della manifestazione, si è svolto, lo hai sollecitato tu più volte Andrea, con molta regolarità. È stata utile la presenza dei 2 cori che hanno legato insomma questo momento dal passaggio dell'ultimo miliziano fino all'arrivo del santo in via Roma. Insomma, sono stati dei momenti piuttosto interessanti, per cui insomma tutto sommato possiamo annoverare questa edizione fra quelle meglio riuscite, e ha risposto quasi completamente a quelli che erano gli auspici dell'azienda, perché alle 13:45 praticamente è andato via il cocchio con Sant'Efisio al suo interno qui dalla via Roma, per cui insomma adesso ci avviamo verso le ore 14, orario tra l'altro di chiusura del collegamento, e adesso insomma sono momenti che precedono quelli del corteo vero e proprio, della processione vera e propria, con le persone che sceglieranno di seguire il simulacro del santo fino alla chiesetta, insomma, quindi altri invece che decideranno di rientrare, e quindi si creeranno queste 2 colonne, una appunto di turisti appassionati, curiosi, e gli altri invece che seguiranno appunto tutte le fasi, come dicevi tu, della uscita di Sant'Efisio, che li vedranno impegnati fino al giorno 4, sabato sera. Grazie Ottavio, grazie per il tuo preziosissimo contributo. Un commento finale da parte di Nicola Scani. Io vorrei fare una considerazione proprio sugli orari che forse avete già fatto voi. Mi sembra che ci siano pochissimi precedenti in termini di puntualità, perché a quest'ora praticamente certo la manifestazione è conclusa, vediamo già la folla che si allontana. Mi pare che in termini organizzativi tutto abbia funzionato in maniera davvero soddisfacente. Per il resto, curiosando tra i partecipanti, ho potuto sentire molte persone che sono tornate a Cagliari, quindi evidentemente è una macchina che si rinnova ogni anno, e molti fanno la scelta di tornare a Cagliari in Sardegna per il 1° maggio, e questo è molto Non dimentichiamo bello. che molti lo fanno da immigrati, certo, molti tornano, certo, preferiscono tornare il 1° maggio proprio per partecipare in qualche modo, perché poi anche in questo modo si partecipa alla festa di Sant'Efisio. Ecco, vorrei, se è possibile, dare brevemente, Giovanni Columbu, se ci può raggiungere un ultimissimo commento. Io gli chiederei adesso lo pregherei di indossare la cuffia. Ecco Giovanni, un ultimissimo commento subito dopo la conclusione di questa festa, almeno per quello che riguarda la parte cagliaritana. Andrea, sensazioni. La prima e più importante sensazione, che ancora una volta è stata una manifestazione bellissima ed emozionante. Ecco, quindi questo è il dato di fondo, è assolutamente preminente. C'è stato poi ancora quell'effetto di dilatazione della manifestazione che forse potrebbe essere ripensata in altre occasioni. Non so se era un disguido o è un fatto voluto, però appunto, a parte questo, devo dire che la manifestazione conferma la sua grandiosità, e anzi, per quanto mi riguarda, rivela ogni anno aspetti
davvero nuovi, sempre più importanti, sempre più ricchi, sempre più complessi. Un'ultimissima battuta, c'è chi la definisce un'autentica festa di popolo, è così? Direi che non c'è più da questo punto di vista, sì, ma nella essenzialità di questo termine, appunto, cioè proprio di una festa che è sentita nell'intimo delle famiglie e dei singoli individui. Poi. Guarda, io trovo che la cosa più bella di questa manifestazione sia questo rapporto assolutamente privo di parole, tuttavia così intenso tra tutti i sardi, i gruppi che sfilano con i loro vessilli e i loro costumi, attestando questo sentimento così forte di sardità e di sostanziale unitarietà della Sardegna, e il pubblico che applaude anche quando appunto coloro che sfilano non dicono niente, sono semplicemente lì con i loro colori, con i loro costumi, a testimoniare di esserci. E questa testimonianza evidentemente è l'elemento centrale e il significato profondo di questa manifestazione, oltre naturalmente a tutti quelli importantissimi, religiosi e via dicendo. Tu hai realizzato ancora dei filmati, e quest'oggi che andranno a comporre quelle di cui parlavamo all'inizio della nostra telecronaca, vale a dire quel documentario su Cagliari che vedremo quando. Guarda, diciamo che è un lavoro che forse non può avere un suo punto definitivo, è un lavoro che approderà a dei risultati. Certo è che questa città, che è in qualche modo appunto la capitale o il capoluogo quantomeno della Sardegna, proprio per i molteplici aspetti che racchiude, che rispecchia, davvero non è facile riassumerla in un documentario. Direi che quindi gli stimoli sono davvero tantissimi, bisogna, io credo, avere alla fine anche la modestia di voler rappresentare alcuni aspetti dei tanti bellissimi che vi sono. Grazie a Giovanni Columbo, grazie anche per averci dato in esclusiva quest'oggi un spaccato del suo documentario su Cagliari, con delle immagini del tutto particolari, prese da un punto di vista del tutto particolare dell'edizione dello scorso anno. E siamo in chiusura, ma non rimane che ringraziare tutti coloro, l'ho fatto nome per nome in precedenza, tutti coloro che hanno consentito ancora una volta la messa in onda delle immagini e del commento per quel che riguarda la 346esima edizione della festa di Sant'Efisio. Festa di Sant'Efisio, abbiamo detto e ripetuto, che prosegue fino al giorno 4 con il pellegrinaggio verso Nora e con le manifestazioni collaterali questa sera nella piazza del Carmine, ma anche con il rientro molto più privato, molto più intenso e suggestivo del 4. Poi Efisio rientrerà nella sua chiesetta di Stampace, dove uscirà ancora fra un anno per l'edizione del 2003, ma come abbiamo avuto modo di osservare in precedenza, probabilmente questa festa così bella, così popolare, ha bisogno di un authority, vale a dire di un coordinamento super partes tra le sue diverse parti. Linea che adesso può andare ancora a videolinea per quel che riguarda forse la messa in onda del telegiornale delle 14, ma ci ricollegheremo subito dopo dalla Via Roma. Grazie e buongiorno.